Ricominciamo con i blitz friulani. La settimana scorsa avete sentito, per quanto riguarda la Fiera dei Santi, il parere, le opinioni della gente. Adesso invece entriamo nello specifico con la seconda parte. Ci troviamo all'interno della sala consigliare del comune di Rivignano Teor, dove in questo momento per noi è in esposizione la mostra dei bonsai, mentre voi potete degustare poi da casa questa bella iniziativa. Assessore Piantoni, nasce questa idea perché? Ma innanzitutto per dare qualcosa di diverso, qualcosa di innovativo, poi perché diciamo che volevamo fare qualcosa che fosse non la solita mostra culturale, ma qualcosa che desse qualcosa di personale, anche di un pochino spirituale se vogliamo alla fiera. Ecco, la spiritualità lei ha detto, perché il bonsai è qualcosa di spirituale. Certo, fa parte di una filosofia piuttosto complessa che poi magari i nostri, esatto, il tecnico illustrerà meglio, sì, sì. Per cui insomma diciamo che cerchiamo di spaziare su diverse cose. Il lato artistico all'interno della fiera c'era già perché alcune associazioni private hanno scelto di allestire delle mostre e quindi abbiamo scelto qualcosa di un pochino più interiore. Un ulteriore passo avanti, possiamo dire, anche per far cultura, radicare la cultura, conoscere il territorio, perché seppure il bonsai arriva dall'estremo oriente, in un certo senso potrebbe sposarsi al territorio. Ma io ho imparato molte cose in questi giorni dai ragazzi della mostra, per cui posso dire che siccome il bonsai spesso riproduce il territorio, per cui alla fine anche il nostro, no? Poi comunque diciamo che fa parte di una cultura che si sta diffondendo e che è giusto conoscere, può essere per qualcuno una scoperta. Certo. Senta, parliamo adesso del lato tecnico. Qualcuno dice ma occuparsi del bonsai è un po' come pettinare le bambole, per fare un paragone, no? Cioè bisogna avere innanzitutto cura e voglia. Beh, diciamo che sicuramente le caratteristiche principali che deve avere un bonsaista sono la pazienza e la costanza, nel senso che in un mondo frenetico come quello in cui viviamo noi oggi, in cui bisogna correre da tutte le parti, il bonsai ci dà la possibilità e l'opportunità di rallentare e di riprendere un po' il contatto con i ritmi che sono quelli della natura, quindi da un certo punto di vista un aiuto anche al bonsaista, non solo un hobby. Senta, quante ore ci vogliono, diciamo così, per un neofita, per cominciare, diciamo così, soltanto a avere l'idea di cosa vuol dire poi curare e mantenere un bonsai? Beh, diciamo che per apprendere i primi rudimenti noi facciamo dei corsi che solitamente si svolgono in 4 lezioni per un paio d'ore a lezione, quindi per apprendere i rudimenti ci vogliono 8 ore, diciamo, mettiamola così. Per poi imparare a prendersi cura delle proprie piante e soprattutto a prendersi cura di sé, perché di questo si sta parlando, ci vogliono anni di lavoro, come per tutti gli hobby e le passioni che uno vuole coltivare. Un legame, possiamo dire, tra la pianta e l'uomo. Un cammino. Un percorso in cui il bonsaista divide la sua vita con altre persone che fanno bonsai come lui, che quindi hanno imparato a avere gli stessi ritmi della natura, e con le proprie piante ovviamente. Possiamo dire che non è solo una moda, ma è uno stile di vita? Assolutamente sì, nel senso che se uno impara a prendere quel tipo di ritmi con le proprie piante, comincia a portarlo anche fuori nella sua vita di ogni giorno e non è una cosa che si limita al suo giardino. Quante persone nel vostro gruppo fanno parte? Diciamo che noi abbiamo un gruppo che ha più o meno un 25 iscritti, di buono c'è che sul nostro territorio in generale, Friuli Venezia Giulia, ma proprio nel Triveneto più ampiamente, ci sono molti club di bonsai, quindi se uno ha la possibilità e ha l'interesse, sul territorio è abbastanza distribuita la possibilità di andare a cercare qualcuno che possa dargli una mano a iniziare questo nuovo cammino, insomma. Allora, presente in questa 3 giorni, in questa 5 giorni della Fiera dei Santi a Rivignano, anche il comune austriaco gemellato con Rivignano Teor già da tanti anni. Insomma, è un bel piacere sempre trovarsi. Es ist ein wunderschönes Fest. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich nach Rivignano kommen darf als Bürgermeisterin von Börtschach. Potervi partecipare. Ecco, continuano anche perché una volta arrivano loro, una volta venite voi, insomma c'è sempre questo on the tour. Ja, am 10. Dezember Ha detto sind sie che wieder verranno su eingeladen. adesso i primi di dicembre per il stile Advent a Börtschach. Poi hanno partecipato anche alla festa di Villach, al Kirchtag, e dice a Villach e a Börtschach è molto bello d'estate perché uno può fare il bagno nel lago, che fra l'altro ha l'acqua che viene dichiarata acqua potabile. Drink Wasser anche Stella? Wenn der Il sindaco Bürgermeister beve, auch allora trinkt, anche trinke lei ich auch. berrà dalla... Noi più good wine. Selbstverständlich, Preferisce il ja, vino also guter buono. Wein, gell?
wir sind auch mit einem Stand da, wo wir Loro sono presenti con lo stand di Pörchach dove offrono la birra, dolci e pane della Carinzia e dove presentano il stile Advent di Pörchach. Massimo Tonizzo, siamo all'interno della Fiera dei Santi, ormai in fase di chiusura, insomma un bilancio, abbiamo visto i giovani coinvolti, meglio degli anni scorsi alla fine. Ma sì, bilancio, siamo in chiusura, in realtà i giorni di festa sarebbero oggi e domani. Abbiamo fatto 4 giorni di piazza completamente piena e quindi devo dire che penso che questa possiamo scriverla come la Fiera dei Santi dei record, perché riempire questa piazza per 4 giorni con questa intensità e con questa frequenza di pubblico non la ricordo, neanche negli anni d'oro in cui si investiva veramente parecchi soldi per questa fiera. I giovani sono stati una grande risorsa, devo dire che hanno aiutato parecchio l'amministrazione a portare avanti questo progetto, un progetto quest'anno che è stato abbastanza ambizioso, perché comunque riempire una settimana di festeggiamenti non era facile, tra l'altro stando ben attenti a non far spendere soldi al sindaco Anzil, perché lui tende sempre a tenermi la cinghia stretta, e quindi guarda, andare in giro per la piazza e sentirmi dire dai chioschi non abbiamo più nulla da vendere è una grossa soddisfazione. Vuol dire che la gente si muove, la gente sceglie la qualità, non solo la quantità. Esatto, questo è un buon passaggio, no? Dove comunque fiere, feste in giro per il Friuli ce n'è parecchie. Se le fiere qui in giro per la regione comunque mantengono la loro importanza e noi comunque riusciamo a crescere, devo dire che stiamo lavorando bene. Questo non vuole sembrare insomma una modestia da parte mia, però insomma la Fiera dei Santi si sta distinguendo a livello regionale. C'è una cosa da dire, ancora oggi, e questo mi dispiace, quando vado in giro c'è parecchia gente in regione, ma basta andare a Udine, che dice la Fiera dei Santi non sono mai stato. E quindi l'operato mio da amministratore sarà martellare ancora i prossimi 2 anni, che è il tempo che mi rimane a disposizione, per far sì che la Fiera dei Santi, tutti quanti, almeno in regione, il resto non mi interessa, sappiano dov'è, quando è e cosa si viene a vedere. Certo che le manifestazioni a Rivignano Teor non terminano qui, perché i weekend vanno avanti, il mondo gira e nessuno si ferma. Assolutamente no, adesso avremo le celebrazioni questo weekend del 4 novembre, quindi saremo di nuovo qui anche con gli amici di Pörchach, che tra l'altro sono alle mie spalle, le vedete alle mie spalle. Però poi ci stiamo già organizzando insomma per l'attività invernale, quindi mercatini di Natale, il Babbo Natale, vediamo se proporre l'ultimo dell'anno, quindi il tessuto sociale è molto carico, galvanizzato da questi risultati. Secondo me la settimana finita la fiera, le associazioni verranno a bussare alla porta del municipio e a chiederci: è a Natale che si fa? Allora, qui abbiamo il plastico della famosa ferrovia che collegava Cividale a Caporetto. Esattamente, abbiamo riprodotto la linea ferroviaria che oggi non c'è più, ovvero sia rimasto qualche piccolo segnale tipo la stazione di Stupizza o qualche altra parte dell'armamento, e abbiamo rappresentato quelli che sono i punti caratteristici che contraddistinguevano la ferrovia, ovvero sia l'abitato di Ponte San Quirino, dove il treno passava in mezzo alle case. Oggi la strada statale invece attraversa il ponte e poi segue verso l'abitato di San Pietro. Poi dopo abbiamo dovuto fare affidamento un po' sulla fantasia anche per contenere gli spazi. Abbiamo rappresentato Stupizza con la sua galleria, che sono dei punti ancora oggi facilmente individuabili, e poi dopo proseguire fino alla stazione di Susid. Questo perché Susid è una piccola località, oggi un piccolo centro abitato nei pressi di Caporetto, perché la ferrovia inizialmente nel 1916 era una ferrovia a scopo militare. Infatti era a scartamento ridotto. Bravissimo, a scartamento ridotto, e raggiungeva l'abitato di Susid, che era coperto dalla linea del fuoco. Poi dopo, terminata la guerra, nel 1921 è stata trasformata in impiego civile ed è rimasta in funzione fino al 1932, quando poi dopo è stata soppiantata dagli autobus. Ricordiamo che i binari di questa linea sono andati in Etiopia.
Anzi, sono affondati nel Mar Rosso, per la precisione, lei lo sa? No, questa è una notizia che mi giunge nuova. Durante il periodo i binari furono tolti e mandati, pensi lei, in Abissinia, proprio per la guerra di Abissinia. Vabbè, questa è una notizia della quale la ringrazio perché non avevamo, c'è pochissima documentazione riguardo alla linea ferroviaria Cividale-Caporetto. Ricordo che durante la prima guerra mondiale tutta la bassa friulana era stata militarizzata e anche servita da linee come questa, proprio perché servivano per approvvigionare di materiali, munizioni, armamenti, tutto quello che serviva il fronte di battaglia. Una bella serata per ricordare un pezzo di storia d'Italia, no? Sì, 150 anni fa, esattamente il 12 agosto del 1866, si firmò l'armistizio di Cormons che sancì la fine della terza guerra d'indipendenza con l'annessione del Veneto e parte del Friuli al Regno d'Italia. In questo locale, l'Osteria all'Armistizio, sono stati fatti i preliminari di quel trattato importante. Possiamo dire che la firma è stata fatta a Cormons, ma qua si è scritta l'Italia. Esatto, esattamente, questo è stato un posto storico che anche in seguito ha segnato la storia, perché tante le persone che sono arrivate, tante anche le celebrità, tra cui Vittorio De Sica, Giorgio Celiberti, Nino Benvenuti e molti altri, quindi l'armistizio è una parte della nostra storia e ha fatto conoscere, ha contribuito a far conoscere il nostro comune a molte persone. E a 150 anni di distanza non si dimentica perché si sente ancora, no? Basta entrare, sente ancora quell'italianità, quella particolarità che solo il Friuli sa dare, e anche questa zona, nel senso, come la vogliamo descrivere, insomma, c'è qua, l'Italia c'è, si sente? C'è, anche perché comunque questo locale è rimasto uguale, tale quale a quando è stato chiuso 14 anni fa. E in ogni caso è importante ricordare per conoscere e per poter scrivere il futuro. Senta, cosa vuol dire oggi come oggi essere italiani? Dal suo cuore, dal suo pensiero? Beh, io amo la mia nazione, ovviamente ci sono delle problematiche, bisogna combattere e cercare di risolvere, perché nella nazione in cui tu sei nato hai le tue radici vanno difese e vanno portate avanti e sostenute sempre, anche nei momenti di difficoltà. E in questi momenti di difficoltà cosa vuol dire investire nella cultura? Vuol dire continuare a insistere, trasmettere e cercare di fare il possibile per sostenere quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto è la base per, ripeto, il nostro futuro.